Settima giornata di campionato nel girone B di Serie B femminile. Il Calcio Padova fa visita alla Fiamma Monza con l'obiettivo di trovare finalmente la prima vittoria stagionale. È un Padova in crescita, reduce anche dal turno di riposo e che recupera la capitana Alessia Mazzucato dopo il lungo periodo di squalifica. Ci sono i presupposti per poter far bene, infatti il Padova attacca subito la partita e dopo 5 minuti Laura Peruzzo fa partire questo gran sinistro che si insacca sotto la traversa. Padova in vantaggio sul campo della Fiamma Monza grazie a questo gran gol di Laura Peruzzo. Passano altri 6 minuti e la stessa Peruzzo recupera palla praticamente davanti alla propria area di rigore, fa partire questo contropiede, il lancio lungo per bomber Claudia Ferrato che si porta avanti il pallone, poi con il destro fulmina il portiere. 12 minuti e Padova già avanti 2-0 sull'asse Ferrato-Peruzzo. Proprio Laura Peruzzo schierata in posizione più avanzata si sta rivelando letale. È un Padova che gioca bene contro un avversario comunque molto temibile. Qua siamo al 15° minuto, Claudia Ferrato scarta anche il portiere, può segnare il tris, poi si inventa questo grandissimo assist per Arianna Catuzzo che tutta sola, e qua il portiere compie veramente un miracolo negando la gioia del gol al numero 8 biancoscudato, ma non c'è problema perché al 16° minuto è Claudia Ferrato a segnare la sua doppietta. Dopo 16 minuti il Padova è in vantaggio di 3 gol sul campo della Fiamma Monza. È sicuramente una sorpresa perché le Brianzole sono un avversario veramente rognoso. Qua vanno vicine al 3-1, ma salva con una spettacolare rovesciata Alessia Mazzucato. Fiamma Monza però non ci sta e al 29° minuto rientra in partita con questo gol bellissimo di Cambiaghi dai 18 metri, fa partire un sinistro che si insacca quasi sotto l'incrocio dei pali. Fiamma Monza che rientra in partita e sul finire del primo tempo anche l'occasione per il 3-2, brava Elena Orlando a parare questo tiro di Cambiaghi. Nel secondo tempo però cambia completamente la partita, 3-2 della Fiamma Monza al 14° con questo gran sinistro di Callovini, e a questo punto il Padova trema, ha paura della beffa e la beffa arriva al 21°. Locatelli trova un incredibile 3-3 e adesso la Fiamma Monza ha più di metà tempo per cercare quella che sarebbe una rimonta storica. Cross dalla destra, siamo alla mezz'ora, rimette in mezzo il pallone, 4-3 della Fiamma Monza con il gol di Pezzotta su questo bell'assist di Cambiaghi. Il Padova crolla in maniera incredibile dopo essere andato sopra 3-0 alla mezz'ora del secondo tempo, perde 4-3, rischia anche un'imbarcata clamorosa se solo la Fiamma Monza fosse un po' più cinica nello sfruttare questi spazi. Elena Orlando controlla questo tiro di Rossini, 39° minuto, Cambiaghi ha la palla per la tripletta ma la spreca così calciando alto. Si arriva quindi al 90°, il Padova è avanti con la forza e la disperazione e trova il 4-4 con Sofia Carli che quantomeno rende meno amara quella che comunque resta una beffa, perché il Padova non riesce a sfruttare 3 gol di vantaggio costruiti nel primo tempo. Finisce 4-4 in casa della Fiamma Monza. Le biancoscudate trovano il secondo pareggio stagionale, ma sono sicuramente 2 punti persi per le ragazze di Mister Murru.